Sono appena stata in visita dal console onorario per l'Ucraina di Milano, perché ho preso molto a cuore questa causa e sto cercando di adoperarmi al riguardo. Dopo la battaglia suo malgrado non andata a buon fine, Julia Schiff, ex pilota dell'aeronautica militare, ha deciso di andare a Kiev per combattere come volontaria nelle forze speciali della Legione Internazionale in Ucraina. Sarebbe l'unica donna del gruppo. L'allieva 23enne di Mira dell'Accademia di Volo aveva denunciato più volte di essere stata vittima di mobbing e nonnismo durante il cosiddetto battesimo del volo. Poi la battaglia legale, conclusasi mesi fa quando il Consiglio di Stato ha respinto il suo ricorso mettendo fine alla carriera di pilota, e l'espulsione. Ma Giulia non si è arresa, continuando a inseguire il suo sogno, e ora la decisione di partire per unirsi ai soldati giunti da altre parti del mondo in Ucraina. Parte di questa esperienza la racconta attraverso i social. Sono rimasta molto colpita per il via vai di persone, di italiani che si preoccupavano di venire e portare generi alimentari piuttosto che medicine. Soprattutto medicine, c'è molto bisogno andare diretti a portare i beni al consolato in ambasciata senza neanche telefonare, perché ovviamente li accettano e sono intasati di telefonate. Giulia lancia un appello affinché più persone possibile siano parte della macchina della solidarietà, ma non mancano i commenti degli haters alle sue dichiarazioni, cui lei risponde per le rime. Sapete, le persone che mi dicono che anziché mettere le stories dovrei rendermi utile, magari anche partire, dare una mano anziché stare bella tranquillina dietro un cellulare, dovrebbero, capito? Perché io mi sto dando da fare, ok? E per quanto riguarda le stories, io non devo rendervi conto di tutto quello che faccio, e se decido di farlo posso benissimo farlo a tempo debito. Nessuno sa cosa stia facendo Giulia di preciso, nemmeno il padre, che dice: lo scoprirò a breve e sarà una bella botta per tutti. Giulia ha ottenuto da poco il brevetto per la rianimazione cardiopolmonare e di primo soccorso.